Signore e signori, buonasera. Do il benvenuto a tutti voi che siete collegati da remoto sui canali Facebook e YouTube. Stasera è nostro gradito ospite al Festival Costituzione il giornalista Marco Travaglio, che, a nome dell'Associazione per la Costituzione, ringrazio per la partecipazione. Il dottor Travaglio è direttore del Fatto Quotidiano, giornale che ha contribuito a fondare. Ha lavorato con Indro Montanelli a Il Giornale ed ha inoltre scritto per Sette, Il Giorno, L'Indipendente, Cuore, Il Borghese e L'Espresso e La Repubblica. È autore di molti bestseller, tra cui il recente Bugiardi senza gloria, e proprio oggi presenta il suo nuovo libro che tra poco conoscerete. Marco Travaglio ritiene che in Italia il problema numero uno non sia la politica, né l'economia né la giustizia, bensì l'informazione, e oggi ci parlerà dei giornali e di informazione. Marco Travaglio sarà intervistato da Paolo Mocchi. Grazie, dottor Travaglio, per la disponibilità che ci ha riservato e non solo. Grazie per aver partecipato all'8ª edizione del Festival Costituzione, che quest'anno è dedicata all'articolo 21. E prima di iniziare questa chiacchierata, volevo chiederle, appunto, perché mi risulterebbe che oggi proprio esca in Italia il suo ultimo libro. Ecco, vorrei che brevemente ci facesse solo un accenno. Vedo I segreti del conticidio, quindi immagino che sia diventato anche uno scrittore di gialli. E non lo so, non ci dica magari chi è il killer o i mandanti, ma quantomeno i possibili sospettati. Buonasera a tutti, vi ringrazio per questo invito e spero nella prossima edizione di poter essere presente di persona in modo da ristabilire un contatto anche fisico dopo questa lunga lontananza che ci ha tenuti tutti quanti sigillati. Sì, I segreti del conticidio in realtà è partito come un libro sui segreti della caduta del governo Conte e della nascita del governo Draghi, poi scrivendolo è diventato un libro sull'informazione, perché io credo che un giorno si studierà il ruolo che ha avuto la mala informazione nello scientemente non far capire e depistare l'opinione pubblica dalle vere ragioni per cui il governo Conte 2 non doveva restare al suo posto e doveva essere sostituito da questa strana marmellata che tra l'altro diciamo, ha poco a che fare con la Costituzione che questa sera onoriamo. E questo non detto o questo falso racconto hanno creato degli effetti che ancora si fanno sentire, nel senso che ci sono milioni di persone che non hanno capito esattamente per quale motivo buttare giù un governo e metterne su un altro che sulle cose che venivano rimproverate a quel governo fa le stesse cose con altri ministri e con un altro presidente del Consiglio e con una maggioranza diversa, e perché le cose quando le faceva Conte non andavano bene e perché le stesse cose quando le fa Draghi vanno improvvisamente bene, anzi a meraviglia. Quindi è un forte atto di accusa al mondo dell'informazione mainstream che ha colto molto bene Barbara Spinelli nella prefazione. Io poi l'ho scritto a mo' di giallo, ci ho giocato un po', perché in realtà chi pensa di essere l'assassino, cioè il povero innominabile di Rignano sull'Arno, non è neppure il vero assassino. Insomma, gli assassini sono altri, i mandanti sono altri. Voi sapete che nella migliore tradizione giallistica di solito l'assassino è il maggiordomo. Ecco, lui è il maggiordomo, ma è semplicemente quello che vibra l'ultima pugnalata dopo una lunga serie di pugnalate, e questo mi ha fatto venire in mente uno dei più famosi gialli di Agatha Christie, a cui poi è ispirata anche la copertina, L'Assassinio sull'Orient Express, dove c'è una vittima pugnalata da 12 diversi killer che vibrano ciascuno il proprio colpo, nessuno sa qual è quello mortale, avendo tutti quanti il proprio movente che è collegato con quello degli altri ma non è uguale a quello degli altri. E alla fine Poirot arriva a questa conclusione, anche se ne propone una diversa.
e cioè l'ignoto killer che sale sul treno, mette a segno le 12 coltellate, scende e nessuno sa perché lo ha fatto. Quindi lui tiene aperte entrambe le strade. Anche sul conticidio abbiamo due versioni. Ci sono quelli che pensano che il governo Conte 2 sia morto di freddo, come ha detto Goffredo Bettini, e che Draghi l'abbia portato alla cicogna. Per carità, se c'è qualcuno così ingenuo da credere a una versione come quella, si accomodi. Io, lavorandoci e sentendo tutti i testimoni, ma proprio tutti quelli importanti che hanno segnato questi mesi di crisi e di cambio di governo, mi sono fatto un'idea diversa e quindi anch'io ho proposto alla fine del giallo la mia soluzione. Però, ripeto, chi vuole pensare che Draghi è arrivato a bordo delle ali della cicogna può pure pensarlo, insomma, dato che siamo poi un paese dove molti certe cose non se le vogliono sentir dire per non mettere in discussione le proprie convinzioni, preferiscono cullarsi nell'illusione che tutto è sempre lineare e che dietro non c'è mai niente. Possono farlo tranquillamente, magari vanno a dormire più sereni di chi invece vuole sempre scavare e andare a vedere che cosa c'è dietro. Io però faccio il giornalista proprio per scavare, quindi le verità ufficiali non mi soddisfano mai. Volevo dirle che io non sono un giornalista, ma sono, come dire, l'uomo della strada, e la intervisto, diciamo, per questo, nel senso che penso che molti uomini della strada vorrebbero sentire dai giornalisti domande che normalmente non vengono poste. Quindi io chiedo a Venia, se naturalmente non sarò all'altezza dell'intervistato, ma cercherò di supplire a questa mancanza, a questa carenza, con domande che potrebbero essere politically incorrect, perché sono di questa visione, perché non mi piace il politically correct, tant'è che domani chiameremo Paolo Flores d'Arcais che terrà una lezione solo per questo. Allora, noi abbiamo iniziato il programma scrivendo quello che disse Jacques Prévert: quando la verità non è libera, la verità non è vera. Ma la libertà e la non libertà o la dipendenza può essere fisica, psicologica, economica. L'informazione e la stampa di cui parliamo oggi può essere libera o non libera dal punto di vista economico. La stampa, per essere attendibile per quello che scrive, dovrebbe rispondere solo ai lettori che pagano, comprano i giornali. La stampa libera deve vivere solo di acquisti in edicola, abbonamenti, inserzioni pubblicitarie. Ogni giornale, come ogni azienda che produce beni o servizi, deve fare conto economico. Se non fa conto economico e fa perdite, fallisce. O dovrebbe, meglio il condizionale, fallire. Questo dovrebbe essere il ruolo di un imprenditore e quindi di un editore puro. Le chiedo, in Italia è così? Siamo in presenza di editori puri? E se non è così, quali sono le conseguenze? E comparativamente con gli altri stati, chiaramente non con la Cina, che subito dopo di lei avremo una testimonianza che è al 177° posto sui 180 di Reporters Without Borders. Diciamo i migliori o quelli più avanzati, che sono, sappiamo, gli scandinavi più la Danimarca nei primi 4 posti, più Francia, Germania e così via. Ma diciamo, in tutti i paesi del mondo il potere politico e il potere economico, tutti i poteri tentano di accaparrarsi la stampa o almeno di influenzarla, perché sanno benissimo che è tramite la stampa che vengono veicolate le informazioni, e quindi se si riesce a controllare il rubinetto da cui parte diciamo il flusso delle informazioni, si riesce a far passare solo quello che si vuole, o addirittura a colorare l'acqua del proprio colore preferito, o a inquinarla con le sostanze preferite. In altri paesi più civili del nostro fare questo non si può, e quindi ci provano tutti, ma ci riescono in pochi. Non si può dire che tutta la stampa del mondo sia immune da conflitti di interessi, nemmeno nell'Occidente democratico a cui facciamo riferimento.
quello di cui sono certo è che non c'è un paese dove la stampa sia così inquinata dal potere politico ed economico direttamente come avviene in Italia, perché in Italia abbiamo notoriamente una legge sul conflitto di interessi che è una barzelletta. L'ha scritta il titolare del più grande conflitto di interessi, Silvio Berlusconi, tramite un suo cameriere, Frattini, che le ha dato il nome, e ha fatto comodo a tutti, tant'è che poi dopo il governo Berlusconi ne sono arrivati molti altri, anche di centrosinistra, ma nessuno si è mai sognato di toccarla. E qual è la situazione editoriale? È che la carta stampata è tutta in mano a grandi imprese che di tutt'altro si occupano nel loro core business, cioè fanno utili e fanno affari in settori più svariati che non sono certamente l'editoria. La Fiat FCA si occupa di autoveicoli e di tante altre cose, di finanza. Il gruppo Mondadori Berlusconi, giornale, Mediaset, per parlare anche di televisione, si occupa ovviamente di politica, di sport, di finanza, di web, di banche, di assicurazioni, di costruzioni. Il gruppo De Benedetti, che fino a poco tempo fa controllava Repubblica Espresso e i giornali locali, compresi quelli del Triveneto, si è venduto l'argenteria al gruppo FCA e quindi alla famiglia Elkann Agnelli, e ha conservato con l'ingegner De Benedetti un piccolo quotidiano che si chiama Domani. I De Benedetti hanno interessi nelle cliniche private e nella finanza. Il gruppo Caltagirone è un grande gruppo di costruzioni e controlla il Gazzettino di Venezia, il Messaggero di Roma e il Mattino di Napoli. Il gruppo Angelucci, costruzioni e cliniche private, controlla Libero e Il Tempo. E il Corriere della Sera è nelle mani in questo momento dell'azionista di maggioranza che è più vicino alla figura dell'editore puro, perché Urbano Cairo, che oltre al Corriere della Sera e la Gazzetta dello Sport ha anche la 7, però poi si occupa di pubblicità e si occupa anche di calcio, perché ha una squadra di calcio, quindi diciamo, l'attendibilità delle pagine sportive quando parlano del Torino di Cairo è abbastanza opinabile, ecco. E potremmo e lo stesso le critiche televisive del Corriere della Sera sui programmi di La 7, insomma, ecco, raramente mi è parso di trovare feroci critiche del critico Aldo Grasso ai programmi della 7, ma sono minuzie queste rispetto ai grandi conflitti di interessi che abbiamo visto. E li abbiamo visti proprio nel momento, l'apoteosi, diciamo, di tutto ciò si è avuto proprio l'estate scorsa, quando il governo Conte ha ottenuto il suo maggiore successo in Italia e all'estero, e cioè quando ha portato a casa la fetta più cospicua del recovery plan. Quando si è saputo che sarebbero arrivati nei prossimi 6 anni 209 miliardi che si possono poi integrare con altri 30, come ha fatto prima il governo Conte e poi il governo Draghi, quindi diciamo circa 250 miliardi da spendere subito in opere pubbliche, sono impazziti tutti e hanno deciso che era meglio liberarsi di un governo che non faceva mangiare a sufficienza quelle mangiatoie. E improvvisamente il governo che aveva ottenuto quel successo, invece di essere applaudito ed elogiato, è stato massacrato proprio da quei poteri che vogliono mettere le mani sui soldi. E sono poteri di cui conosciamo la posizione politica perché è identica a quella dei loro giornali. Non c'è più nessuna mediazione tra la proprietà del giornale e quello che scrive il giornale, ma c'è assoluta identità. Abbiamo assistito a conversioni di 180 gradi, per cui il successo del governo Conte era diventata una schifezza, per cui le cose che faceva Conte erano tutte sbagliate, e appena hanno ottenuto quello che volevano, e cioè liberarsi di un governo, diciamo, di outsider poco legato all'establishment economico-finanziario, hanno iniziato a fare i trombettieri, da cecchini che erano, hanno cominciato a fare i lecchini del nuovo governo, anche quando fa le stesse identiche cose del governo precedente che venivano demonizzate. Lì abbiamo visto esattamente a che cosa porta il conflitto di interessi nel mondo dell'editoria, che prima potevamo vedere, non lo so, quando Berlusconi aveva il Milan e aveva Mediaset, e sul giornale
insomma, raramente si parlava male del Milan e di Mediaset, poi entrò in politica e il giornale, che era uno dei giornali più indipendenti perché lo dirigeva Montanelli, diventò, una volta andatosene Montanelli, il giornale di partito di Forza Italia. Il gruppo De Benedetti ha sempre fatto gli interessi di De Benedetti, ha sempre guardato alla sinistra di cui De Benedetti era il punto di riferimento, ottenendone ovviamente dei vantaggi politici. Il gruppo Caltagirone, basta valutare quello che scrive il suo trio di giornali a proposito delle norme sugli appalti in questi giorni. C'è un festeggiare, una specie di carnevale di Rio, perché stanno saltando tutti i controlli sulle gare d'appalto. Chi è che deve vincere quegli appalti? Uno di quelli che devono vincere gli appalti si chiama Caltagirone, si chiama Cementir, si chiama Gruppo Caltagirone Costruzioni, eccetera. E così possiamo andare avanti. Insomma, io sono di Torino, quando dovevo comprare una macchina raramente andavo a leggere le pagine dell'automobile della Stampa, perché difficilmente mi avrebbero detto le magagne delle auto prodotte dalla Fiat. Andavo a cercare qualche giornale che non avesse nulla a che vedere con nessuno dei costruttori, e dato che non esistono giornali in mano ai costruttori d'auto tranne in Italia, insomma, c'era solo l'imbarazzo della scelta. Questo è un po' il tema, per cui ovviamente in un paese dove l'informazione, per tradizione, insomma, del mondo intellettuale, che nasce nelle corti del Rinascimento, quindi è per sua natura servile, si aggiunge un surplus di servilismo forzato che è dettato dagli ordini e dagli interessi degli editori, che editori non sono, perché il loro business sta sempre da un'altra parte, tant'è che quasi tutti i quotidiani, e per non parlare dei settimanali, sono in perdita, eppure continuano a restare nelle mani dei loro editori che non fanno nulla per liberarsene, proprio perché sanno che quelle piccole perdite rispetto al totale dei loro bilanci riusciranno a ripianarle molto meglio detenendo in mano uno o più giornali che utilizzano come bastone da dare sulla testa ai politici che non fanno gli interessi del padrone e come carota per nutrire e per allettare i politici che invece fanno gli interessi del padrone. Che spazio c'è per la libertà di stampa e per l'articolo 21 della Costituzione in un panorama di questo genere? Se poi aggiungiamo che la RAI, cioè la televisione pubblica, è nelle mani del Ministero del Tesoro, cioè nelle mani del governo pro tempore, dei partiti che ne fanno parte, e in questo momento di tutti i partiti tranne uno, e che Mediaset è nelle mani di un leader politico, per quanto anziano e acciaccato, che continua ovviamente a farne la trombetta del suo partito e del suo schieramento. Io non me ne lamento, ma è dal 1994 che non posso mettere piede a Mediaset. Chiedete a Flores Darkais, perché credo di essere l'altro. Uno è Flores e l'altro sono io. C'è una lista di ospiti vietati formata da due nomi. Uno è Flores e l'altro sono io. Volevo chiederle qual è l'andamento negli ultimi anni delle vendite dei giornali in generale e nello specifico del Fatto, e poi legato a questo perché avete deciso di rinunciare al finanziamento pubblico e cosa comporta economicamente per voi, e quanti sono i giornali che hanno deciso di fare altrettanto pur essendo potenzialmente nella facoltà di chiederlo. Ma quando noi siamo nati, quasi tutti i grandi giornali, grandi, medi e piccoli, prendevano soldi dallo Stato sotto varie forme, perché c'erano ancora contributi a pioggia per l'editoria. Poi, grazie anche alle campagne dei 5 Stelle, che hanno cominciato a cambiare il costume politico anche stando all'opposizione, si è riformata la normativa per cui i finanziamenti pubblici sono rimasti soltanto alle cooperative e a poche altre figure societarie che possiedono giornali. Naturalmente sono subito nate finte cooperative, per cui ci sono un sacco di processi, alcuni chiusi con condanne come quello a Verdini,
perché sono finte cooperative fatte apposta per ottenere i finanziamenti pubblici anche se non se ne ha diritto. E tuttora giornali come il Foglio, come l'Avvenire, come il Manifesto, come Libero, ricevono finanziamenti pubblici. Noi abbiamo deciso fin dall'inizio, anche quando li prendevano tutti, quando siamo nati nel 2009, dichiaratamente di rifiutarli, perché pensiamo che un giornale non può sopravvivere grazie al governo, e quindi a me la scena dei direttori di giornale che a fine anno fanno la campagna perché vengano mantenuti o vengano addirittura aumentati i fondi pubblici ai giornali per pagare gli stipendi, la trovo una scena avvilente e assolutamente umiliante per il nostro mestiere. Noi col cappello in mano davanti al governo non ci dobbiamo andare, semmai è il governo che deve venire col cappello in mano davanti alla sede di un giornale a chiedere pietà e non viceversa. Seconda cosa, se un giornale non ha lettori e quindi non riesce a mantenersi, non ha nessuna ragione di esistere. Esattamente come una panetteria dove nessuno va a comprare il pane, deve farsi qualche domanda. Se nessuno viene a comprare il pane vuol dire che faccio un pane di merda, no? E quindi o cambio il fornaio oppure chiudo e cambio mestiere. Cioè non esiste il diritto di stare in edicola e di stare sul mercato per un giornale che non ha un mercato. Se un giornale non ha lettori deve chiudere, e non si vede perché tenerlo in vita artificialmente col sondino nasogastrico con mezzucci come finanziamenti pubblici, anche perché ci sono invece giornali che hanno lettori e che subiscono la concorrenza sleale di giornali che non ne hanno e possono pagare i loro giornalisti di più, possono farsi pure le campagne acquisti, non perché vendano di più, perché non vendono niente, ma semplicemente perché beccano soldi dallo Stato. E io come contribuente non voglio finanziare giornali che non leggo. Io finanzio i giornali che leggo e li vado a comprare in edicola. Quelli che non voglio leggere non voglio che prendano nemmeno €1 delle mie tasse, e quindi per coerenza abbiamo deciso di non prendere denaro pubblico pur potendolo fare. Vorrei che questo nostro comportamento volontario diventasse una legge, ma avete visto l'anno scorso e 2 anni fa, quando i 5 Stelle hanno provato a farla, che razza di levata di scudi, a cominciare da quei furbacchioni di Radio Radicale che fanno una radio chiaramente di partito, anche se il partito non esiste più, e continuano a beccare fior di milioni all'anno dicendo che svolgono un servizio pubblico. Anch'io penso di svolgere un servizio pubblico, ma il servizio pubblico lo faccio pagare dai lettori. Se Radio Radicale ha tanti ascoltatori che vogliono continuare a usufruire di quel servizio pubblico, si autotassino, e visto che ha anche molti VIP danarosi che la sostengono e che firmano appelli, invece di firmare appelli firmino qualche assegno o qualche bonifico e la sostengano con i loro soldi, non con i miei. Io non voglio sostenere con i miei soldi Radio Radicale e quindi voglio una legge che tolga i soldi pubblici a tutte le testate giornalistiche. Passiamo ai giornalisti. Le chiedo, secondo lei sono tanti oggi i giornalisti che hanno come maestri, perché come tutti in tutte le professioni tutti abbiamo i maestri e anche voi dovreste averli, e ritengo nelle persone di Bob Woodward e Carl Bernstein, che nel 1972 misero naturalmente di fatto, fecero partire il Watergate e il numero 1 al mondo dovette lasciare così il suo incarico. Ecco, sono tanti questi maestri o sono tanti, scusi, ho sbagliato, non tanti questi maestri, sono tanti giornalisti che seguono questi maestri, o sono tanti giornalisti che, cito un rivoluzionario, che producono articoli pubblicati su giornali fotocopia o notiziari TV e radio e siti web sostanzialmente uguali, che producono informazione preconfezionata di palazzo autoreferenziale.
questo rivoluzionario risponde al nome di Papa Francesco 26 gennaio 2021. Beh sì, anche le ovvietà che ha detto Papa Francesco suonano rivoluzionarie perché non le dice mai nessuno, eppure sono la fotografia della realtà, soprattutto di quella italiana, ma non soltanto italiana. Lei mi aveva chiesto prima anche sulle vendite del Fatto Quotidiano. Il Fatto Quotidiano nell'ultimo anno ha aumentato le vendite del 47%, cioè le ha praticamente raddoppiate, mentre quasi tutti gli altri giornali sono ulteriormente precipitati perché il mercato si sta via più restringendo, in parte per la concorrenza del web, in parte perché la gente non vede più il motivo di andare a comprare un giornale dove non trova quasi niente di nuovo rispetto a quello che gli ha raccontato il telegiornale la sera prima, che di solito è copiato dal giornale del mattino precedente. Forse il segreto è quello di mettere sul giornale delle notizie esclusive o delle analisi esclusive che non si sentono in giro. I giornali sono tutti uguali e quindi è sempre meno interessante andare al mattino a fare quell'atto di fede laico che è l'acquisto della copia in edicola. Tornando invece a Papa Francesco, in un sistema come quello italiano i Bernstein e i Woodward sono abbastanza rari, perché anche se esistono, e ne esistono, ne conosco molti anche in altri giornali oltre che nel mio, devono tutti i giorni fare i conti con i loro editori. Molti scoop del Fatto sono stati regalati a noi dai Woodward e dai Bernstein di altri giornali che non li potevano pubblicare sul loro giornale e quindi ce li regalavano, pur di vederli comunque pubblicati, anche senza la loro firma, visto che ci avevano lavorato. L'ho detto, già siamo un paese dove l'intelligenza è servile per DNA. Se poi ci si aggiunge all'autocensura pure la censura che viene dall'alto, è chiaro che il modello del Watergate lo vediamo nel film Tutti gli uomini del presidente, lo vediamo nel film sui famosi dossier della guerra del Vietnam, però lì vediamo un direttore che si confronta col suo editore, il suo editore che subisce pressioni dalla Casa Bianca e resiste a quelle pressioni. Oggi la tragedia è che non c'è più bisogno nemmeno di pressioni dalle nostre case bianche o dalle nostre casette bianche, perché i direttori, prima ancora di riceverle, già sanno quello che non devono e non possono pubblicare. Quindi i direttori già hanno formattato la loro redazione, che sa esattamente fino a dove può spingersi e fino a dove non può spingersi. Ciascuno sa quanto è lungo il suo guinzaglio e di solito è un guinzaglio piuttosto corto. Continuiamo a parlare di giornalisti. Volevo sapere se quello che penso e sento magari è una leggenda metropolitana o risponde a verità. Relativamente non ai giornalisti, agli ex giornalisti, ovvero ai pensionati che come me dovrebbero andare ai giardinetti a leggere il giornale o al massimo dovrebbero, non so, con le mani dietro la schiena andare a vedere i cantieri come gli Umarell tra un buco e l'altro delle reti arancioni. E invece si dice, ma mi confermi lei, che continuano a scrivere abbassando notevolmente il prezzo del pezzo. E questo direi che è un combinato disposto perfetto per loro e per l'editore. Ma in questo gerontocomio in cui viviamo non c'è spazio per i giovani giornalisti. Questo che le chiedo corrisponde a verità o no? Ma dipende, perché da un lato certamente i giornali sono almeno 10 anni che i grandi giornali, perdendo copie a rotta di collo, si rendono conto di avere redazioni sovradimensionate perché sono state costruite con assunzioni fatte 20 anni fa, quando i giornali vendevano il doppio o anche di più. Quindi che cosa fanno? Ogni anno incentivano alle dimissioni i più anziani, anche se non sono in età da pensione, li prepensionano, gli offrono degli scivoli per uscire,
poi prendono i soldi ovviamente per i prepensionamenti, per la cassa integrazione eccetera dallo Stato. Altre occasioni in cui si presentano al governo col cappello in mano per chiedere aiuto e tagliano, per cui la gran parte dei giornali, avendo perso gli ultra sessantenni, si ritrova spesso in redazione dei ragazzi che non sanno chi era Di Pietro, non sanno chi era Craxi, non sanno chi era Andreotti, hanno perso completamente la memoria storica. Infatti si leggono degli sfondoni, degli svarioni storici impressionanti, non ti dico quando si va agli anni 70 o agli anni 60 o agli anni 50. Poi certo c'è anche chi cerca di sfruttare i prepensionati facendogli dei contrattini di collaborazione per ovviamente pagarli di meno. D'altra parte chi sta in pensione di solito non ha nient'altro da fare, e se è un giornalista di solito gli piace continuare a scrivere, quindi mette a frutto la sua esperienza nel giornale in cui lavorava prima o in giornali in cui lavora dopo. Io per esempio ho alcuni giornalisti in pensione che scrivono per il Fatto, mi servono, mi sono molto utili, sono delle grandi firme che non vedo per quale motivo dovrei mandare a fare gli Umarell, quindi sono molto felice che ci siano Padellaro, Colombo, Massimo Fini, Gad Lerner, Giovanni Valentini e tanti altri. Però ovviamente non gli faccio fare i cronisti, gli faccio fare ciò che un giovane cronista non potrebbe fare, cioè l'editorialista. Poi invece la cronaca la faccio fare ai giovani, infatti abbiamo una delle redazioni più giovani. Però io ho la fortuna di dirigere un giornale che è nato 10 anni fa, e quindi è nato già piccolo, perché è nato già in periodo di crisi, mentre invece ci sono questi elefanti che ogni anno devono dimagrire perché erano dimensionati sul 500.000 di copie e adesso ne vendono a stento 80-90 mila. E sempre legato ai giornalisti, c'è un libro del 2010 di Carofiglio che parla della manomissione delle parole, come siano state manomesse soprattutto negli ultimi anni. E poi Albert Camus dice che nominare male le parole significa partecipare all'infelicità del mondo. Allora, vorrei chiederle, secondo lei ci sono tanti giornalisti che hanno aumentato l'infelicità del mondo andando a manomettere le parole e il significato semantico delle stesse? E le chiedo per esempio di commentare alcune parole come esilio di Craxi, lodo Alfano, governatori di regione, fusione tra Fiat e PSA, senza arrivare a democrazia liberale di Orban. Restiamo sul nazionale. Beh, è Orwell questo, no? La guerra è pace, la violenza è moderazione. È la neolingua di Orwell. Il primo strumento di manipolazione delle coscienze e di ottundimento della realtà è proprio quello di cambiare i nomi alle cose, per cercare di cambiare anche la realtà e la percezione che la gente ne ha. Quindi certo, l'esilio di Craxi, se io faccio una rapina in banca e scappo all'estero, sono un latitante. Se un politico che ha svaligiato le casse dello Stato per svariati miliardi, quanti nessun rapinatore di banche potrà mai rubare, diventa un esilio. Se io dico che chi commette reati deve pagare, sono un giustizialista o un manettaro. In realtà io credo di essere un garantista, voglio garantire il rispetto della legge, voglio garantire che chi ha subito un torto o un reato ottenga giustizia, e quindi penso di essere una persona giusta, non giustizialista. Manettaro è un'espressione che non ha alcun senso, perché è il nostro codice penale, come il codice penale di tutti i paesi del mondo, che prevede le manette e l'arresto
come sanzione per certi comportamenti devianti rispetto allo stesso codice penale. Non sono io che sono un manettaro se un ladro va in galera, è lui che si è meritato le manette andando a rubare, perché se non rubava non gliele mettevano le manette, ma è un continuo. Lei faceva l'esempio dei governatori. I governatori sono i capi degli stati confederati americani. Che cosa c'entrano con le regioni? Noi per fortuna non siamo una confederazione e nemmeno una federazione. Siamo un paese, una repubblica unitaria che ha delle regioni che sono guidate da presidenti e quindi sono dei presidenti di regione, non dei governatori. Poi lo so anch'io che sul giornale scrivere presidente di regione in un titolo è troppo lungo e quindi ogni tanto si usano queste abbreviazioni abominevoli. Il problema è che poi questi si credono veramente dei governatori. Esattamente, ci sono alcuni sindaci che si credono dei podestà, no? E non vorrei che prima o poi qualcuno li rinominasse podestà. Il lodo Alfano, il lodo è quando c'è una controversia, allora arriva un collegio arbitrale e alla fine fuori dalle aule di giustizia emette un lodo che risolve la controversia, dando ragione a chi ha ragione e torto a chi ha torto, secondo i 3 arbitri. Il lodo Alfano era una legge e non metteva d'accordo nessuno perché non c'era nessuna controversia. C'era Berlusconi che non voleva farsi processare, prendeva il suo ministro e gli faceva fare una legge per non farlo processare, per non farsi processare. Non era un lodo, era una legge, tra l'altro incostituzionale, perché poi regolarmente quelle leggi venivano cancellate e cassate dalla consulta. La fusione Fiat-Peugeot non è una fusione, è un'annessione, nel senso che la Fiat è stata venduta ai francesi, punto e basta, anche se continuano a raccontare palle grazie al fatto che hanno un bel po' di giornali, perché adesso la FCA ha La Stampa, Il Secolo XIX, Repubblica, L'Espresso, l'Huffington Post e 12 o 13 giornali locali, quindi se si mettono tutti insieme, come fanno a dirci che è una meravigliosa fusione alla pari, magari quelli che li leggono ci credono. In realtà la Fiat è stata venduta ai francesi, che comandano su Torino, dalla Francia. E i numeri sono implacabili perché 6-5 è sempre 6-5, comanda chi ha 6 e perde chi ha 5. Esatto. Questi sono i membri del CDA. Le faccio una domanda. Ci possono essere relazioni pericolose tra aziende che operano come inserzionisti pubblicitari e giornali che poi devono scrivere su queste stesse aziende. Ci potrebbe essere un conflitto di interessi. L'ENI, per esempio, fa pubblicità su tutti i giornali e anche sul Fatto. La pubblicità dice Luca più Eni è meglio di Eni, Silvia più Eni è meglio di Eni. Prima domanda, le chiedo, ha mai scritto anche Marco più Eni è meglio di Eni? Questa è la prima. E la seconda, voi siete indipendenti da Eni anche se Eni pubblica sul vostro giornale e come potete dimostrarlo? E poi dove finisce la libertà dei giornali e dei giornalisti e dove inizia la dipendenza economica per le inserzioni pubblicitarie? Ma dunque, io non ho mai scritto Marco più Eni meglio di Eni perché non ho mai capito che diavolo voglia dire quella formula. Proprio non riesco a... No, ma io chiedevo se l'Eni ha scritto... se ha tirato dentro anche il suo nome, se l'ha mai visto. Non ci ho fatto caso perché io ho una specie di mio ordine interno mentale, per cui in televisione quando scatta lo spot io smetto di vedere, non li noto, e lo stesso quando vedo la pagina pubblicitaria sui giornali giro pagina. Quindi io non so chi fa pubblicità sul Fatto, non mi interessa. Noi facciamo pubblicità a chiunque voglia farla, salvo naturalmente che siano fabbriche d'armi o non so, finanziarie dedite all'usura o cose di questo genere, o compro oro, vendo oro, ecco, quelle robe lì tendenzialmente lasciamo perdere, ma per il resto pubblicità libera, però patti chiari, nel senso che chi compra una pagina del Fatto compra quella pagina del Fatto, non compra tutte le altre pagine, per cui io non ho contatti, non ho rapporti con gli inserzionisti pubblicitari, non so nemmeno chi siano, non guardo nemmeno chi la fa. C'è chi lo fa per noi scriviamo quello che ci pare.
Dato che la cosa non era molto chiara, perché l'abitudine dei giornali è esattamente l'opposto, cioè quello di vendergli tutto il giornale a chi ti compra una pagina ogni tanto, le racconto questo episodio che risale ai primi mesi della dopo la nascita del Fatto. L'Enel doveva pubblicizzare un prodotto finanziario che si chiamava Green Power, che aveva il green dentro perché insomma era una specie di bond, vado molto a memoria, diciamo sull'energia pulita, di cui naturalmente io non ho la più pallida idea se fosse attendibile o non attendibile la qualifica di green, per cui ovviamente, dato che la campagna era martellante, io commissionai a un collega dell'economia di fare un'analisi di quel prodotto finanziario per orientare i nostri lettori e suggerirgli se valeva la pena e se era conveniente investirci dei soldi oppure no, come secondo me dovrebbero fare i giornali nelle pagine economiche, dare dei suggerimenti all'investitore, all'uomo della strada, quale sono io se devo investire dei soldi, dove conviene evitare di investire e dove invece conviene investire. Probabilmente il pezzo era abbastanza critico e segnalava casi analoghi che erano andati maluccio sul mercato azionario. L'Enel si incazzò perché aveva comprato delle pagine per fare pubblicità al suo prodotto anche sul Fatto, e l'allora responsabile del marketing mandò un SMS al nostro amministratore marketing per dire: beh, se volete perdere la pubblicità dell'Enel andate avanti così. Allora io ho preso quei messaggi e li ho pubblicati in prima pagina. Naturalmente questo non se lo aspettava, perché era abituato a minacciare i direttori dei giornali e gli amministratori dei giornali allo stesso modo, altrimenti non l'avrebbe fatto con noi se avesse anche soltanto ipotizzato che la cosa si sarebbe saputa. L'ho pubblicato in prima pagina e gli ho detto: guardate, voi avete comprato le vostre pagine e in quelle è uscita la vostra pubblicità, poi ci sono le pagine del giornale dove decidiamo noi quello che scriviamo, non lo decidete voi. Naturalmente dopo un po' se ne sono fatti una ragione, hanno continuato un po' meno a fare pubblicità, anche perché è cambiato l'amministratore delegato, ma nello stesso tempo a smetterla di pretendere che noi scrivessimo quello che volevano. Sull'ENI è capitato ogni tanto, adesso non lo so se capita ancora, perché ripeto non ci faccio nemmeno caso, diciamo il nostro fatturato pubblicitario rispetto agli introiti del giornale è molto basso, siamo il giornale che ha meno pubblicità in assoluto, e le ragioni mi sembrano chiare, perché non facciamo questi giochetti, no? Però se ogni tanto l'ENI fa pubblicità, già sa che non ci ha comprati, e lo testimonia il fatto che abbiamo diverse cause nelle quali ci hanno chiesto decine e decine di milioni di danni per avere scritto quello che loro non volevano a proposito dei processi, l'ultimo dei quali tra l'altro è finito con l'assoluzione a Milano a proposito delle tangenti in Nigeria, mentre il prossimo è avviato a un patteggiamento a proposito delle tangenti in Congo. Quindi noi diciamo, non dipendiamo dai nostri inserzionisti. Se vogliono comprare delle pagine pubblicitarie, benissimo, ma sanno che sul Fatto Quotidiano, oltre a quelle pagine lì, non possono comprarne delle altre, che noi possiamo scrivere tutto quello che ci pare, purché sia vero e verificato, come sempre facciamo. Questo pomeriggio abbiamo fatto un incontro con il vostro presidente Giulietti sulle cause bavaglio e mi sembra che ne abbiate, ma la cosa non vi disturbi più di tanto. Volevo chiederle, dopo questi discorsi sui giornali, sui giornalisti, parliamo un po' della scrittura, perché l'articolo 21, il primo comma, le 20 parole del primo comma parlano anche della libertà di manifestare il pensiero con la parola e lo scritto. Allora, per quanto riguarda lo scrivere, dispenso tutti naturalmente dalla lettura dell'articolo 70 della riforma Renzi, che aveva complessivamente 451 parole, non era arrivato alle 717 della riforma Berlusconi, ma nel primo comma ne aveva 190 e nel primo pensiero del primo comma 174, che sono letteralmente illeggibili, no?
a differenza dell'attuale articolo 70 che ha 9 parole che anche un bambino delle elementari può conoscere, e soprattutto un insegnante di scuola superiore e universitaria può insegnare, perché dice la funzione legislativa è esercitata collettivamente alle due Camere, basta, non dice altro. Qui era invece una cosa assolutamente incomprensibile e impossibile da insegnare. Allora le chiedo, chi ha scritto queste norme era pienamente consapevole che non sarebbero potute essere comprese da persone normodotate, non potevano essere trasmesse alle future generazioni come ogni insegnante di diritto può fare, e coloro che l'hanno approvata, centinaia di parlamentari, si sono posti la domanda, e se sì, che risposta si sono dati? Ma questi sono i misteri dei riformisti e dei riformatori all'italiana. Quella riforma costituzionale del resto era stata scritta non solo dall'innominabile ma anche dalla Boschi e da Verdini, con contributi di Calderoli, della Finocchiaro e di altri giganti del pensiero costituzionale, che avevano impapocchiato quei testi in sanscrito che sembravano più regolamenti condominiali che non Costituzioni. Tra l'altro ignoravano questi somari che la Costituzione repubblicana, prima di essere stampata e di andare sulla Gazzetta Ufficiale, era stata passata al vaglio di Concetto Marchesi, grandissimo linguista, che l'aveva sciacquata, diciamo, anche dal punto di vista formale, proprio perché, come un articolo di giornale, anche un articolo della Costituzione deve essere comprensibile a tutti e non soltanto a una ristretta casta di iniziati, ammesso e non concesso che ci fosse qualcuno anche tra gli iniziati che capiva qualcosa di quel disastro. In realtà quel disastro era illeggibile ma anche impraticabile. Infatti il sistema legislativo che nasceva nel nuovo Senato dei nominati e il sistema di navette e rimpalli con la Camera era una cosa talmente assurda che, anziché semplificare l'iter legislativo, lo complicava ulteriormente. Sembrava l'ufficio complicazione affari semplici. È uno scempio che ci è stato risparmiato, ma in questi ultimi 20-30 anni altri invece sono andati a buon fine. Pensate all'articolo 101 della Costituzione, quello sul giusto processo, è chilometrico e assolutamente non paragonabile per stile a quelli della Costituzione originaria. Gli articoli cambiati nel corso degli anni, soprattutto gli ultimi, si notano subito per la loro prolissità e per l'analfabetismo di chi li ha scritti. Dottor Travaglio, io avrei ancora molte domande, ma è assolutamente impossibile procedere perché i tempi tecnici ci obbligano a chiudere qui, perché abbiamo l'Unzan da Parigi che parte alle 10, ci sono i tempi tecnici per togliere il collegamento con voi e ripartire con il nuovo. Io la ringrazio naturalmente infinitamente di questo contributo che ci ha dato, di questa riflessione sullo stato dell'arte, della stampa e non solo, dei media in generale in Italia, e spero di averla nostra gradita ospite al Festival Costituzione del prossimo anno. Grazie a lei, grazie a tutti coloro che ci hanno visto e ascoltato. Prego. Grazie a voi e agli ascoltatori, buona serata. Grazie, buona serata. Grazie, arrivederci.